Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti alla diretta che anticipa il telegiornale delle 13:30, delle 13:20. Siamo collegati con Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico. Buongiorno Presidente, grazie per questo collegamento. Buongiorno a voi. Perché, Presidente, la preoccupa, diciamo così, il caos che si sta verificando nelle università italiane, ma non solo, soprattutto in quelle statunitensi, per quanto concerne la situazione in Medio Oriente? Ma innanzitutto perché dobbiamo valutare questa circostanza. Cioè, noi pensiamo che Hamas sia un gruppo di disperati terroristi senza una vera e propria strategia. In realtà Hamas, che ragionevolmente sia pure una situazione disastrosa, come tutte le guerre sono disastrose ovviamente, poi in una guerra in un teatro urbano è ancora più devastante, come tutti hanno potuto osservare. D'altra parte ricordo che la sconfitta di Hitler passò attraverso la devastazione delle città della Germania. In una notte a Dresda morirono sotto i bombardamenti anglo-americani 100.000 persone, per cui il dramma è la guerra, naturalmente. Certo. Quando c'è una guerra le modalità della guerra possono essere più o meno devastanti, ma sono questa cosa qua. La guerra l'ha scatenata Hamas contro Israele, non bisogna mai dimenticarsi del 7 di ottobre, quello di cui si dimenticano in tanti purtroppo, sì, concentrati come sono sugli esiti di quell'attacco, perché questa guerra è stata scatenata da Hamas. Ma quello che sta succedendo nelle università, partendo dalle università americane, è qualcosa di assolutamente allarmante e che ha dei precedenti che non sono quelli del 68, ma sono quelli degli anni scorsi, quando comincia a diffondersi nelle università americane la Culture Council, sì, dove sulla base dei sensi di colpa dell'Occidente, presunti sensi di colpa dell'Occidente per la schiavitù ai tempi in cui negli Stati Uniti c'era la schiavitù, penso che viene demolita e trascinata per strada la statua di Thomas Jefferson. Sì. Quindi esiste un processo di demolizione della cultura occidentale, e questo ha avuto un effetto anche poi, come tutte le cose che accadono negli Stati Uniti, paese guida per tutte le cose, comprese per i fenomeni negativi, si è trasferita anche poi in ambienti ristretti, minoritari delle università europee. Dico minoritari perché anche negli Stati Uniti, stiamo attenti, in quelle università ci sono decine di migliaia di studenti che continuano a studiare, a fare gli esami e vorrebbero laurearsi. Poi ci sono delle minoranze organizzate che in questo momento rispondono ad una chiamata alle armi, paradossalmente, da chi sta dalla parte sbagliata della storia. Cioè oggi difendere da parte di giovani e giovani donne anche, difendere Hamas, perché siamo arrivati a questo, che è un gruppo di tagliagole islamisti che riducono le donne in schiavitù considerandole esseri inferiori, eccetera. Nonostante questo, in una di queste università è stata ammainata la bandiera americana e issata la bandiera dell'Islam. Ecco, allora tutto questo non avviene per caso. Da tempo noi nelle nostre comunità abbiamo delle quinte colonne. Il movimento islamista si è inserito dentro le carni vive del mondo occidentale e in qualche modo ne influenzano i comportamenti. Guardate, molte delle persone che erano in quelle università non erano universitari. Esiste un pamphlet che è stato diffuso in tutte queste università, che oggi anche alcuni giornali italiani cominciano a pubblicare, dove vengono emanate delle direttive perché questi incidenti, queste occupazioni di università si trasformino in un fronte interno. Portiamo la guerra di Gaza
dentro le comunità occidentali partendo dalle università. Questo è un fatto di una gravità assoluta. Finalmente il Presidente degli Stati Uniti è intervenuto perché questo si accompagna ad una deriva anti-ebraica e antisionista che c'è in tutto l'Occidente. Certo. Perché, vedete, la scusa è noi agiamo contro il governo Netanyahu. In realtà, se al posto di Netanyahu ci fossero stati Peres, Rabin, Golda Meir, la storia sarebbe stata uguale, perché Israele non aveva altra possibilità che andare a colpire chi da anni lanciava missili dal territorio di Gaza, ricordiamoci, liberato da Sharon dalla presenza ebraica, perché pochi ricordano che l'occupazione israeliana di Hamas finì grazie a Sharon che portò via a mano militari i coloni certo. israeliani che si erano insediati lì. Ecco, dopodiché, guardate, anche nelle nostre manifestazioni del 25 aprile, dove sfilava la brigata ebraica, quello è un episodio. Ogni anno la brigata ebraica viene contestata, non quello solo è un episodio adesso, spaventoso, per dire la verità. Ecco, non dimentichiamoci di una cosa, in quelle manifestazioni, parlo proprio del 25 aprile, che poi sono gli stessi soggetti che hanno occupato le università di Napoli, di Milano, di Torino, ecco, in quelle manifestazioni del 25 aprile si inneggiava alla Palestina. Ora, è una cosa clamorosa, cioè il 25 aprile è la festa della liberazione del nazifascismo, ma bisogna ricordare che i palestinesi erano alleati di Adolf Hitler. Il Gran Muftì di Gerusalemme stipulò un'alleanza strategica col nazismo in nome del comune odio antiebraico. Cioè, quindi vedere incredibilmente durante una celebrazione della festa della liberazione dal nazismo inneggiare alla Palestina e ai palestinesi che erano alleati di Adolf Hitler. E oggi l'islamismo, l'Islam militante, è una nuova forma di nazismo che perseguita le donne, che distrugge, che odia le minoranze, considera tutti quelli che non sono islamici degli infedeli, e quindi questo è il tema. La rinascita di un sentimento antiebraico fa sì che le comunità ebraiche di Milano, io credo, prima o poi anche di Trieste, si sentiranno minacciate. Guardate, sono anni che gli ebrei vanno via dalla Francia. Ma perché vanno via dalla Francia? Perché la Francia ha una densità ormai di popolazione islamica nelle bandiere di Parigi, ma nei paesi intorno a Parigi dove ormai sono maggioranza, per cui anche lì l'odio ebraico nasce da questa nuova situazione di presenza massiva di islamici ovviamente anti-ebrei. Lo stesso avviene in Germania, quando Erdogan considera Netanyahu il nuovo Hitler e Israele la nuova Germania nazista. Dobbiamo pensare che in Germania vivono enormi comunità di turchi, c'è un quartiere intero a Kreuzberg, a Berlino, che è fatto tutto di islamici. Quindi il disegno intelligente di Hamas, che è riuscita con un'azione drammatica di marketing di guerra veramente efficace, ha trasformato gli ebrei da vittime a carnefici. Ma c'è una possibilità di, come posso dire, di invertire la marcia, o ormai per certi versi è troppo tardi? Ma guardi, io sono convinto che prima o poi la maggioranza silenziosa che c'è nelle università, io mi ricordo anche, io ho vissuto gli anni 70 drammatici dell'Università di Padova, ho visto personalmente il primo omicidio delle Brigate Rosse in via Zabarella. Ecco, allora c'erano queste minoranze organizzate che occupavano l'università, che occupavano soprattutto una casa dello studente che si chiamava Fusinato, chiamata Base Rossa, nella quale non poteva entrare nessuno, tantomeno la polizia, che era già infeudata di palestinesi, tant'è che nella mia facoltà c'erano alcuni signori che frequentavano la facoltà di medicina che erano palesemente delle persone che non c'entravano niente
con i corsi di medicina, ma erano agenti del Mossad che si erano iscritti per poter tenere sotto controllo questa presenza palestinese. Parliamo del 1972, quindi non è una questione di oggi. Ecco, quindi io credo che ci siano, che prima o poi nascerà un movimento pro-Occidente, e credo che da questo punto di vista le elite dirigenti dovrebbero aprire gli occhi, non per scatenare guerre di religione, ma per tener conto di questo declino culturale dell'Occidente, che è inspiegabile da certi punti di vista. Guardate, tutti i popoli che emigrano o vanno negli Stati Uniti o vengono in Europa. Cioè vuol dire che perché questa è la terra dei diritti, che ci siamo conquistati in centinaia di anni di difficoltà. Anche noi abbiamo vissuto fasi tragiche, non ultime quelle del secolo breve, abbiamo vissuto l'ingiuria del nazismo, del fascismo, però ce ne siamo liberati e oggi l'Europa, gli Stati Uniti, il Nord America sono la terra delle libertà per tutti, persino per questi disgraziati. Ecco, e quindi è davvero inspiegabile. Nessuno emigra in Russia, nessuno emigra in Cina. Sì. Ecco, quindi dobbiamo tenere conto che l'Occidente, questa cosa qua, è un valore inestimabile, e quindi credo che la stragrande maggioranza di centinaia di milioni di persone che vivono qua prima o poi reagiranno, lo faranno nel voto, lo faranno in altra maniera, scenderanno in piazza per difendere non gli ebrei e basta. Gli ebrei sono un pezzo di noi, e quindi questo è il messaggio che secondo me va trasmesso. Io vedo che parlavo ieri con un giornalista, un direttore di una testata importante, posso citarla anche, Il Foglio, di Cerasa, che è sempre secondo me un giornale acuto nelle analisi, uno dei pochi, e gli dicevo: ma perché continuate a dire gli studenti quegli studenti? La stragrande maggioranza degli studenti non c'entra nulla, come in Italia non c'entrano nulla. Quelli che hanno occupato il rettorato della Federico II erano 35 persone, e quindi bisogna dire, gli studenti non sono quelli lì, gli studenti sono quelli che vanno a studiare, che continuano a studiare per poter acquisire competenze, spenderle sul mercato del lavoro, diventare classe dirigente. Ecco, dobbiamo stare attenti che purtroppo il marxismo ci ha insegnato che spesso le minoranze organizzate hanno la meglio. Un'ultima domanda, abbiamo 2 minuti, Presidente, che si collega un pochettino allo scenario, o quantomeno ai luoghi da cui si forma lo scenario che lei ha descritto. Noi non ce ne siamo occupati da un po' di tempo, però per quanto riguarda gli approvvigionamenti di materie prime bloccati, diciamo così, a Suez per le questioni che conosciamo, ci sono ancora problemi? Si è risolto qualche cosa oppure non è cambiato niente rispetto a un mesetto fa circa? Ma no, i problemi nascono dal fatto che alcune traiettorie logistiche, penso ai traffici che arrivano da Suez, eccetera, oggi arrivano con ritardi, oppure devono fare giri molto più lunghi, tra l'altro creando un problema non banale alla realtà del porto di Trieste. Ecco, perché questo è un problema irrisolto, perché anche lì naturalmente questa guerra, che è guidata in modo pressante dalla testa del serpente, che è l'Iran, quindi gli Houthi nel Mar Rosso, in Yemen, Hezbollah, eccetera, fanno parte tutte di un unico disegno che vuole mettere in crisi, in nome della guerra a Gaza, l'Occidente. Ecco, io credo che ci sono delle soluzioni politiche e ci sono delle soluzioni militari. Noi abbiamo mandato due cacciatorpedinieri nel Mar Rosso, abbiamo pochi missili. Crosetto ha dichiarato in modo sprovveduto che noi abbiamo 55 missili nave-aria, per cui ne abbiamo per 3 ore di combattimento, ma confido su paesi dall'armamento più robusto che vadano a risolvere anche questa questione. Peraltro dobbiamo capire che si vanno addensando nubi nere, per esempio, attorno a Taiwan, perché la Cina non ha smesso di immaginare l'invasione e l'unificazione anche con la forza di Taiwan. Taiwan è un paese strategico proprio perché da lì arrivano componenti strategici per tutta la nostra industria
Quando parliamo di transizione 5.0, parliamo certamente di software, ma sensibilmente parliamo anche di hardware, quindi tutta la componentistica legata ai semiconduttori. Poi l'Occidente sta reagendo da questo punto di vista, si stanno facendo grandi investimenti per ricreare la filiera dell'elettronica negli Stati Uniti, in Europa. Noi stiamo investendo qualcosa come 6 miliardi per ricreare la filiera dei semiconduttori, avendo tra l'altro noi la più grande azienda d'Europa che produce semiconduttori, che è a Catania, l'ST Macroelettronica, a fianco della quale sta nascendo un enorme stabilimento che va a coprire queste esigenze. Non basta. Gli Stati Uniti stanno investendo qualcosa come 150 miliardi di dollari per ricreare anche la loro filiera. Quindi il problema non è non è un problema che si può risolvere quello dei componenti, delle materie prime solo in un paese. È un problema che va risolto dentro un'area molto più vasta. Oggi si parla di reshoring e si parla di friendshoring, cioè portiamo le produzioni strategiche in casa oppure in paesi amici. Ecco, questa credo sia la ricetta che finalmente l'Occidente ha ritenuto di portare a casa e di sviluppare. Ecco, quindi sono abbastanza ottimista sul futuro. Grazie Presidente per essere stato con noi, buon lavoro, buon proseguimento. Buona giornata a voi. E adesso buona domenica. Grazie Presidente, noi ci fermiamo per la pubblicità e poi il telegiornale delle 13:20. Bentrovati in diretta con il nostro telegiornale meridiano. Con noi c'è Umberto Bosazzi. Ciao Umberto. Buongiorno Marco, buongiorno ai telespettatori. Per parlare della settimana sociale dei cattolici in Italia presentata questa mattina al seminario vescovile di Trieste dal vescovo di Trieste Enrico Trevisi. Umberto, sapevamo dell'arrivo ovviamente di Papa Francesco il 6 luglio. La novità è legata invece all'apertura dell'evento della CEI con il presidente Mattarella che torna a Trieste dove ormai è praticamente di casa. Di casa, sì, nel senso che la presenza di Mattarella era stata, come dire, preannunciata con molta cautela dal vescovo Trevisi nelle settimane scorse ed è stata confermata. Mattarella inaugurerà di fatto la settimana sociale dei cattolici in Italia il 3 luglio, mercoledì 3 luglio, al pomeriggio alle ore 17 in piazza Unità. Oggi è stata presentata la programmazione dell'avvenimento che si svolgerà dal 3 al 7 di luglio. È un calendario molto ricco di appuntamenti, alcuni appuntamenti poi devono essere confermati e perfezionati, ma soprattutto quest'oggi è stata data anche, diciamo così, sono stati dati alcuni ragguagli per quanto concerne la visita del Papa. Quella era annunciata, chiuderà il giorno 7 luglio, domenica, appunto l'avvenimento, e la cosa che non si sapeva, per dire la verità, era per esempio che il Papa atterrerà direttamente in Porto Vecchio al centro congressi alle 8 di mattina di domenica 7 luglio, poi con inizio approssimativamente attorno alle 8:30 al centro congressi incontrerà i partecipanti alla manifestazione e quindi dopo un discorso, mentre i congressisti si trasferiranno in piazza Unità per la Santa Messa che ufficialmente chiuderà la settimana sociale dei cattolici, il Papa incontrerà i rappresentanti ecumenici, una rappresentanza di universitari, sia studenti che docenti e il rettore, per collegare alle celebrazioni per i 100 anni dell'università. E cosa
che si annuncia molto particolare, un gruppo di disabili e un gruppo di migranti. Poi il Papa si sposterà, è stato detto, a bordo di una macchina scoperta, non sappiamo se è una Papa, probabilmente la Papa mobile. La Papa mobile, la Papa mobile. Vabbè, si sposterà dal centro congressi in piazza Unità, per cui insomma oggi è stato fatto capire chi volesse salutare il Papa lungo il percorso, che credo, non si è capito se sarà dentro il Porto Vecchio o se è meno probabile, francamente. Meno probabile, più probabile Porto Vecchio con un afflusso di persone a piedi magari, certo, no? Per non intasare. E quindi lì si potrà anche salutare il Papa, diciamo così, sistemandosi lungo il percorso. Però questi sono ancora, come dire, dettagli che devono essere poi discussi anche con il Vaticano, certo, eccetera. certo. Insomma, tendenzialmente l'idea è quella. Poi il Papa appunto presiederà la celebrazione eucaristica alle 10:30 in piazza Unità, e alle 12:30 il Papa dal Molo Audace, sempre a bordo dell'elicottero, parte e torna in Vaticano. Quindi alcuni elementi anche particolari: l'arrivo, sì, e la partenza in elicottero, il passaggio in Papa mobile verso la città con, quindi immagino, 2 ali di folla, sì, e poi l'incontro con i migranti, che era un altro tema. Con i migranti, no? Che era stato anche questo, insomma, si sapeva che il Papa avrebbe incontrato anche i migranti, e questo è stato assolutamente confermato. Logicamente nelle prossime settimane tutto ciò verrà perfezionato anche per quanto riguarda altri dettagli tecnici e organizzativi. Bene, allora Umberto, naturalmente vi ricordiamo che Tele4 a luglio, sicuramente in occasione della visita del Presidente della Repubblica e del Santo Padre, sarà lungamente in diretta, poi vi forniremo tutti i dettagli, ma c'è anche da dire che il martedì alle ore 13 prima del TG c'è l'appuntamento con, diciamo così, sì, le tappe di avvicinamento alla settimana sociale, preparazione, no? Alla settimana sociale dei cattolici. Noi appunto ogni martedì, come dire, disvegliamo alcuni degli appuntamenti. Anche perché ci saranno dei temi sulla settimana sociale in ognuna delle piazze del centro di Trieste. No? Su questo si è soffermato questa mattina Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania, che è il presidente del comitato organizzativo, e ha sottolineato proprio questa come una delle particolarità di questa edizione delle settimane, che prima non c'era, insomma. Allora, grazie a Umberto Bosazzi. Sentiamo allora il vescovo di Trieste Trevisi proprio su questo importantissimo, il più grande appuntamento dell'anno, direi, per Trieste. Sì, però sarà bello avere delle voci autorevoli come quelle di Sergio Mattarella e di Papa Francesco, per cui il tema della partecipazione, della democrazia, con uno sguardo anche verso il futuro, saranno anche con 2 testimoni che hanno anche una ricca esperienza di partecipazione che possono portarci, per cui penso che sia davvero un'edizione, quella del prossimo luglio, molto interessante per gli argomenti e anche per chi verrà, non soltanto Sergio Mattarella e Papa Francesco, ma anche altri autorevoli testimoni. E non è indifferente il luogo? Non è indifferente il luogo, perché Piazza Unità d'Italia, dove si inizia e si finisce questa settimana, è anche una piazza che evoca tanti sentimenti. Ricordiamo anche che è la piazza dove sono state proclamate le leggi razziali. E invece noi vogliamo lì proclamare che c'è un'altra partecipazione, che c'è invece una democrazia nella quale tutti siamo chiamati a dare il nostro attivo apporto. Penso che il luogo significativo è quello dell'intera Trieste, per cui certo siamo terra di frontiera, terra di convivenza di popoli, culture e religioni, una terra che è stata insanguinata dalle tragedie, delle foibe e della risia di San Sabba, ma anche una terra che può raccontare che si può uscire da queste violenze e si può invece essere anche un segno propositivo, un segno che anche per gli altri popoli che sono in guerra sia una speranza. Si può ricominciare a parlarsi e a costruire la pace. Ecco, è proprio il vescovo di Trieste ha parlato tante volte del caso del Silos e la politica, no, si è attivata per il trasferimento dei migranti verso l'ostello
scout di Camposacro, ma i residenti di quella zona, che hanno già vissuto situazioni complicate nel 2020 con una delle ondate più pesanti di arrivi della rotta balcanica, sono contrari alla loro allocazione in quel sito. Hanno dato vita a una petizione consegnata in circoscrizione. Il trasferimento dei migranti del Silos ai campo scout di Camposacro non sa da fare, e questo è il senso di una petizione con 54 firmatari, sostanzialmente la metà dei residenti della frazione carsica, che si oppongono all'operazione che verrà fatta scattare appena completata la compravendita dell'edificio di proprietà di Coop Alleanza. Si pensava prima dell'estate, ma ora i tempi sembrano potersi allungare. A sollecitare la raccolta firme non è solo la privazione di spazi di aggregazione ai giovani scout, ma la paura dell'effetto che la localizzazione dei migranti avrebbe, anzi ha già avuto in quel sito, utilizzato ora dalla comunità La Fonte per l'accoglienza di minori. Il riferimento è all'estate 2020, quando il Ministero degli Interni decise, di fronte all'emergenza arrivi dalla rotta balcanica, di collocarvi una tendopoli. Una decina di tende da campo del Ministero degli Interni già montate e altre 4, se necessarie, pronte per il montaggio. I 120 abitanti di Camposacro ricordano bene quel periodo. La scelta di sistemarvi i migranti fa prevedere una situazione di sicuro sovraffollamento, si spiega nella nota, che si ritiene non controllabile numericamente sia per la sua ubicazione che per il suo libero accesso 24 ore su 24. Si va a sconvolgere sensibilmente la vita degli abitanti. Il riferimento è appunto a 4 anni fa, quando i richiedenti asilo erano in numero ben superiore rispetto alla capienza della struttura e quasi il triplo dei residenti di Camposacro. Si ricordano intasamenti degli autobus, ritardi per gli accessi a scuola, lavoro, visite mediche, immondizie, cibo sparso fuori dai bottini con proliferazione di ratti, bisogni corporali, molestie, schiamazzi sia di giorno che di notte. Tra gli altri episodi segnalati anche i furti nel supermercato Prospicente, fatto documentato all'epoca della nostra emittente, in un contesto in cui si teme anche per le abitazioni private. Tutto ha un limite, spiegano, abbiamo diritto di vivere senza paure. Allora, notizia di cronaca dell'ultima ora: è stato arrestato il presunto autore delle molestie ad alcune donne, ad alcune signore in viale 20 settembre, autore di molestie che è un 25enne di origine italiana che è stato arrestato poche ore fa dalla polizia. Maggiori notizie su questo arresto nel corso del telegiornale della sera. In merito invece ai recenti fatti, alle violenze, furti, rapini in città, il questore di Trieste Pietro Ostuni oggi ha voluto rassicurare su il lavoro di indagine rispetto a questa serie di episodi. Ne ha parlato questa mattina in questura con il nostro Bernardo Gulotta. Ogni episodio più o meno recente che riguarda fatti di cronaca nera a Trieste è sotto lo stretto monitoraggio delle forze dell'ordine. La polizia in questo contesto è molto attenta al controllo del territorio, dispiegando numerosi agenti nei punti più sensibili del capoluogo, piazze, rioni o complessi abitativi. La rassicurazione proviene direttamente dal questore di Trieste Pietro Ostuni, che questa mattina, a margine del Memorial Day organizzato dal sindacato SAP in ricordo degli agenti caduti in servizio, ha approfittato per fare il punto della situazione. E su tutti gli episodi che ci sono stati, noi ci siamo sempre stati e abbiamo, o noi o i colleghi dell'Arma, individuato sempre i responsabili. Gli ultimi fatti che sono accaduti, gli responsabili sono stati tutti individuati. È chiaro che qua si paga un po' lo scotto della presenza di un numero alto di minori stranieri non accompagnati che spesso e volentieri, come ho già detto, non sono seguiti come devono essere seguiti. Noi facciamo il nostro, noi dobbiamo osservare le leggi. Quando ci chiedono perché una persona non è stata tratta in arresto, noi seguiamo delle normative e nell'alveo delle normative vigenti ci dobbiamo muovere, però vi assicuro che i servizi ci sono, facciamo, e voi lo vedete, ogni settimana servizi ad alto impatto, che sono servizi interforze, stiamo attenzionando Piazza Goldoni, Piazza Perugino, Piazza Libertà, cioè tutte le zone che presentano criticità, noi le attenzioniamo. Un passaggio il questore lo ha rivolto anche ai mezzi di comunicazione e più in generale alla divulgazione delle notizie anche da parte di chi pubblica sul web, troppe volte senza i dovuti approfondimenti. Io ho molto rispetto per il vostro lavoro e ho sempre interloquito con tutti, quindi è una cosa che mi fa piacere avere una stampa attenta a tutto quello che accade, è un fatto positivo per me, però bisogna anche
comunque discernere bene prima di dare la notizia, perché la notizia data così all'istante, senza un piccolo riscontro dato da noi o dai colleghi dell'Arma o di chi interviene, può perdere veramente contenuto. Allora, parliamo di traffico e di parcheggi. Dopo l'ingorgo di ieri, anche questa mattina le rive di Trieste sono fortemente congestionate dall'enorme flusso di turisti in automobile e camper. In particolare va segnalata la coda che occupa l'intera corsia di destra per parcheggiare al molo quarto del Porto Vecchio, sempre sulle rive. Tutto ciò mentre al parcheggio del Silos, vicino alla stazione a mezzogiorno, c'erano oltre 600 posti liberi. Facciamo il punto della situazione, probabilmente legata anche al mancato inserimento del parcheggio della stazione in alcuni sistemi di navigazione dei veicoli. Lo abbiamo fatto sul posto con il sindaco Roberto Di Piazza. È circa mezzogiorno e c'è una fila intensa di veicoli che percorrono le rive per andare a parcheggiare in Porto Vecchio. In realtà, come ci spiega il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, al parcheggio del Silos ci sono 605 posti liberi. Questa mattina ci sono, buongiorno a tutti, ci sono 605, ieri c'erano 690, allora abbiamo 1000 cari concittadini, abbiamo 1000 posti in macchina a disposizione. In questo momento ce ne sono 605, io parcheggio sempre qua, entro col telepass, per cui non ritiro neanche il biglietto, entri col telepass ed esci col telepass, è il top. Per quanto riguarda i turisti, naturalmente adesso cercherò di far mettere sui navigatori in maniera che... Allora parliamo sempre, la fila dietro il comune, perché tutti vogliono andare dietro il comune, ma qui siamo a 700-800 metri dal centro, perché insomma prendi la via Trento e se prendi il ponte via Casa del Risparmio sei arrivato in centro, dico. Ecco, come vedete la situazione sulla carreggiata centrale di sinistra si prosegue, mentre a destra si forma un incolonnamento per chi decide di andare a parcheggiare in Porto Vecchio. Il problema pare sia legato al fatto che il Silos, il parcheggio vicino alla stazione, invece non è inserito in molti sistemi di navigazione. Sicuramente in questo momento la città sta vivendo un momento straordinario sotto il punto di vista turistico, ma ripeto, ogni giorno sento alcuni triestini, poi c'è anche tanta politica, non ci sono i parcheggi, che sicuramente mancano i parcheggi, perché adesso faremo quello che sposteremo il mercato frutticolo, però qui 605 la dice lunga sulla mancanza di parcheggi a Trieste. Allora, ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per le ultime su traffico e viabilità. Segnalo alla regia che abbiamo le immagini del traffico, ma abbiamo anche le immagini della camionale cosiddetta di via Brigata Casale, che questa mattina risultava ancora chiusa. Allora, su entrambi i fronti chiedo lumi agli amici della Polizia Locale. Buongiorno. Sono qua, sì. Prego, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora io vi aggiornerò appunto su quello che riguarda la Brigata Casale, perché abbiamo avuto le notizie adesso da pochi minuti che intorno alle ore 16 verrà riaperta la Brigata Casale. Sono stati fatti i lavori di riasfaltatura, stanno finendo di rifare la segnaletica orizzontale, pertanto da lavori finiti verrà fatto un piccolo sopralluogo da parte dei tecnici del comune e una nostra pattuglia della polizia locale, e comunque verrà riaperta intorno alle ore 16. Questa è l'ultima notizia che abbiamo per quello che riguarda la Brigata Casale. Bene. Altre cose per quello che riguarda il traffico in città: c'è un notevole afflusso di turisti, pertanto i due grossi parcheggi di Trieste, quindi quello di San Giusto, il Parco San Giusto, e l'altro di Molo Settimo lì sulle rive, creano sicuramente delle code. Già questa mattina c'erano molti veicoli in coda in attesa di entrare ai parcheggi, quindi creano dei rallentamenti. Abbiamo delle pattuglie che fanno passaggi in entrambe le zone, ma chiaramente lì man mano c'è un afflusso notevole di veicoli, pertanto ci sono dei rallentamenti. Altre novità io non avrei da comunicarvi.
Benissimo, grazie ancora. E allora ribadiamo l'appello del sindaco di Trieste. Ovviamente i turisti magari non molti ci guardano, ma insomma speriamo che il messaggio passi: parcheggiate al Silos in zona stazione, perché lì di parcheggi liberi ce ne sono tanti. Evidentemente su alcuni sistemi di navigazione si viene dirottati diversamente, cioè o al Molo Quarto o al Park San Giusto. Ci sono anche tanti posti lì, quindi di cui si può approfittare. C'è ancora da vedere il servizio sul Memorial Day della Polizia prima della pubblicità. Sentiamo. Memorial Day 2024 al 32esimo anniversario dalla strage di Capaci, dove perse la vita il giudice Giovanni Falcone e gli uomini della scorta. All'interno della questura di Trieste questo momento per ricordare tutti i poliziotti che sono caduti in servizio, ma non solo loro, anche giornalisti, religiosi, politici. Questo momento è sentito proprio per voler ricordare chi durante il servizio, durante lo svolgimento della propria professione è caduto per mano della criminalità organizzata. La strage di Capaci, come quella di Via D'Amelio a Palermo, dove persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli uomini della scorta, tra cui il mugesano Eddie Walter Cosina, ma anche l'ispettore della squadra mobile di Trieste Luigi Vitulli, morto il 4 dicembre del 1999 in un conflitto a fuoco a Borgo San Sergio, e l'agente scelto Vincenzo Raiola, ucciso a soli 26 anni a Milano a seguito di una sparatoria con un gruppo di rapinatori che assaltarono un furgone portavalori. Più di recente poi gli agenti Rotta e De Menego, morti nella questura di Trieste il 4 ottobre del 2019, nomi di poliziotti a cui si affiancano anche altri profili, non solo delle forze dell'ordine, morti in servizio o per aver contrastato con la propria attività condotte illecite di bande organizzate o singoli autori di reati di varia natura. Il SAP, Sindacato Autonomo di Polizia, da 32 anni organizza il Memorial Day per mantenere vivo questo ricordo a Trieste, così come in altre città italiane. È determinante utilizzare questi strumenti, queste giornate, proprio per sensibilizzare e ricordare. Sono passati veramente tanti anni e c'è il rischio che quello che è accaduto non si ricordi più, e quindi ci pensiamo noi a ricordarlo e a cercare di valorizzare quello che sono i sacrifici di persone comuni come tutti noi, che hanno proprio sacrificato la loro vita proprio per il bene comune di tutti quanti. Ci fermiamo un istante per la pubblicità, ci ritroviamo tra poco con altre notizie e servizi e vi preannuncio sin da subito però che questa sera ore 21:10 c'è l'appuntamento con Ring, in studio con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Ci saranno Marco Vascotto di Forza Italia, Antonio Lipolis di Fratelli d'Italia, Emanuele Cristelli di Italia Viva, Riccardo Laterza di Adesso Trieste, Enrico Sossi del Movimento 5 Stelle e Stefano Bernovic della Lega. A tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale meridiano. 11 comitati triestini, come vi abbiamo riferito già ieri nel nostro TG, si sono uniti per far sentire con più forza la loro voce a Trieste. Sentiamo. Applicando il concetto l'unione fa la forza, 11 comitati triestini hanno dato vita alla rete dei comitati, un unico ombrello sotto il quale si sono avvicinate sensibilità come quelle sorte contro l'abbattimento della pineta di Cattinara o in difesa della sanità pubblica, o ancora il collettivo Nessuna Ovovia, nome che non ha bisogno di spiegazioni sugli intenti. Tutti gruppi accomunati dal malcontento nei confronti dell'amministrazione comunale, che a loro detta non accoglie le istanze presentate e poco o nulla sta facendo per andare incontro alle diverse esigenze. Tutti i rioni, quartieri in questi ultimi anni stanno sorgendo una serie di comitati perché chi guida la città non ascolta sufficientemente i bisogni reali delle persone, e quindi abbiamo deciso di mettersi in rete per essere più forti, efficaci e per promuovere iniziative comuni. Trasversalmente ci sono dei temi che ci toccano a tutti: sanità, le scuole, l'ambiente, lo spazio pubblico, e crediamo che sia doveroso metterci insieme. Allora è un dovere per il comune ascoltarci, ma è anche un dovere nostro stare insieme. La rete dei comitati porterà in Largo Barriera sabato 4 maggio dalle 9 alle 13 tutti questi contenuti in un evento dal titolo La città che vogliamo, e provenienti dal comitato Insieme San Giacomo, Campo Libero Rete Solidale San Giacomo, Maddalena Vive, Coordinamento Salviamo il Burlo e la Pineta di Cattinara, Comitato Spontaneo per la Pineta di Cattinara, Collettivo Nessuna Ovovia, Comitato per il Giardino di San Michele, Comitato La Qualità della Via, Comitato di Partecipazione per i Consultori
agricoltori familiari, Comitato di San Giovanni e dal Coordinamento per la difesa della sanità pubblica a Trieste. Ci sarà anche un momento pubblico alle 10:30 in cui abbiamo invitato un esperto di progettazione partecipata, Vid Tatnik, che ci parlerà di budget partecipativo, processi decisionali dal basso, che sono buone pratiche applicate nel comune di Capodistria, che noi vorremmo che venissero portate anche a Trieste. Ci teniamo che la gente venga a partecipare insieme, a creare un momento di condivisione e provare a cambiare quello che ci tocca, che ci affetta, non lamentarci soltanto. Vi facciamo ancora rivedere il servizio sulla possibile presenza di uno squalo bianco nel mare Adriatico. Nessun pesce cane in Adriatico, sostiene ironicamente l'autore del video, il proprietario di un ristorante della penisola di Sabbioncello, proprio di fronte all'isola di Curzola, paradiso delle vacanze estive in Dalmazia. La pinna, considerando anche solo la parte emersa, è di un animale certamente di grosse dimensioni. Un avvistamento che fa il paio con quello segnalato il 9 aprile a largo di Punta Salvore, sempre in Croazia, ma in questo caso proprio all'imboccatura del Golfo di Trieste. Segnalazioni entrambe che hanno fatto parlare nel tam tam via social di squalo bianco in Adriatico. In effetti, mettendo a confronto la pinna dello squalo avvistato in Dalmazia con quella del celebre Carcharodon carcarias, la somiglianza c'è tutta. Da qui a identificare con certezza la specie, però, anche secondo gli specialisti della International Union for the Conservation of Nature, ce ne vuole. Alcuni hanno ipotizzato che si tratti di uno squalo elefante totalmente innocuo, ma in questi casi a pelo d'acqua il gigante tende a far notare anche la pinna caudale, cioè la punta della coda, fatto che non si riscontra in questo avvistamento. Potrebbe anche trattarsi di una specie della stessa famiglia del bianco, il maco ad esempio, avvistato con certezza a Makarska, anche qui in Dalmazia, nel 2019. Ma pure la presenza del bianco sarebbe comunque qualcosa di coerente con il mare Adriatico, che un tempo di Cagnazze o Cagnasse, a seconda del dialetto, ne ospitava bizzeffe, per poi vederle quasi scomparire a seguito della drastica riduzione dei branchi di tonni e della loro uccisione indiscriminata. Quanto ad altri squali abituali come la verdesca o il volpe, anche negli ultimi anni sulla nostra emittente, di video ne abbiamo visti molti. È più lungo della barca? Ma non bisogna aver timore, perché si tratta innanzitutto di un segnale di salute dei nostri mari. Bene, allora vi ricordo, stasera 19:30 al TG, 21:10 Ring. Restate con noi.